Allora, come stanno andando le cose all'interno dei Treviso Bulls? Ma stanno andando bene dopo una partenza difficoltosa contro Sabbioneta con una sconfitta per 6-0 alla nostra prima di campionato, dove non potevamo aspettarci enormi risultati. Abbiamo fatto un piccolo miracolo sportivo perché abbiamo vinto contro Torino in trasferta per 1-0 al termine di una partita molto combattuta, dove abbiamo subito tante azioni ma abbiamo difeso con una grande compattezza. Davvero tutti hanno reagito benissimo e sono mossi alla perfezione. Abbiamo portato a casa un risultato storico alla nostra seconda partita in assoluto contro una squadra che giocava già da un anno. Come definiresti questo campionato? Per voi è una cosa, un anno zero, un anno prima, un anno uno fate voi, ma come lo definiresti tu in base alle squadre che avete affrontato finora? Beh, sicuramente un campionato da parte nostra sperimentale, perché appunto è tutto nuovo, come dicevi giustamente, e dopo sicuramente combattuto, perché abbiamo una squadra due squadre come Torino e Sabbioneta che hanno fatto 0-0 tra di loro, e abbiamo poi Venezia invece che per ora non ha giocato, però sappiamo essere la favorita, appunto è stata campione in carica ed è una squadra molto forte con enorme potenza e potenziale. Quindi insomma un girone tosto sicuramente, e con una pia squadra più tosta, però tante altre c'è tante altre due che inseguono, e noi che siamo alla nostra prima esperienza, insomma. Prima esperienza, come hai detto tu, però non per questo non volate alto, anzi avete degli obiettivi molto, molto alti. No, infatti sicuramente l'elemento più positivo è che non abbiamo nulla da perdere, no? Quindi non abbiamo niente da dimostrare, però proprio per questo abbiamo la responsabilità di dare il massimo ad ogni partita, perciò l'obiettivo è cercare in ogni partita un miglioramento rispetto alla precedente. L'obiettivo dopo la sconfitta di Sabbioneta, ad esempio, era quello di migliorare il posizionamento, era quello di subire meno gol. Oltre a subirne meno ne abbiamo fatto uno e non ne abbiamo subiti, quindi questo è sicuramente positivo. Adesso nelle prossime partite non possiamo chiaramente illuderci di poter ripetere sempre gli stessi risultati, però lavoreremo sicuramente per muoverci al meglio, e dopo se segneranno gli avversari saranno più bravi di noi. Siamo qui alla cena di Natale del Treviso Football Club e del consorzio Treviso Siamo Noi, che ha deciso di offrire un bel quadro di un noto artista, e il ricavato di questa asta andrà a voi. Che cosa volete dire appunto al Treviso Football Club e al consorzio Treviso Siamo Noi per questa bella iniziativa? Beh, grazie, forse è la parola più semplice, più scontata, però molto importante, e secondo me è sempre importante, soprattutto nella società di oggi e nello sport di oggi, saper dire grazie ed essere grati a realtà come in questo caso il consorzio Treviso Siamo Noi, come la società del Treviso Football Club, che ci dà la possibilità di creare questa collaborazione e anche di ricevere un sostentamento per le nostre attività, che appunto sono molto dispendiose, e per noi già è un piacere, un onore già solo essere qui.